Parlate tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace sul video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli Calcio. Andiamo sempre al video. Inter e Napoli hanno pareggiato 1-1. Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha parlato a DAZN al termine della partita. Certo, se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter, nel secondo tempo non c'è stata partita. Della verità, ma non soffriamo nulla. La mia squadra è stata molto brava dopo quello che abbiamo vissuto mercoledì. Sinceramente non mi aspettavo una partita del genere. Nella ripresa non ho voluto fare cambi. Perché non potevamo fare di più, potevamo sfruttare di più le occasioni, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato e quanto abbiamo speso mercoledì contro un Napoli che sappiamo quale sia. Qualità che hanno, i ragazzi sono stati molto bravi. Vediamo meno combinazioni tra attaccanti. Ti aspettavi qualcosa di più? Avevamo una grande squadra davanti a noi, ma loro hanno lavorato duro per i loro compagni, ci hanno sempre tenuti uniti. Ho elogiato la squadra perché ha fatto molto bene. Il risultato non ci soddisfa, ma sono molto contento. Avevo detto il giorno prima che sarebbe stato un campionato equilibrato e sta uscendo, ma sto vedendo una grande Inter. Con l'Arsenal ho visto una squadra con valori europei, superiori a quelli italiani. Sommer oggi non è intervenuto. L'abbiamo creato noi, non concedendo quasi nulla ad una squadra che è la prima con merito. L'Inter continua a prendere gol in campionato, mentre in Champions League non ne prendi mai gol, nonostante ne subisca tanti. Come lo spieghi? È chiaro che questo è un fatto che stiamo lavorando duramente per cancellare. Siamo migliorati molto ultimamente e con il lavoro miglioreremo ancora di più, ma le ultime 2 gare mi hanno lasciato tranquillo. Ad un certo punto siamo 6 squadre, 2, NDR, ma c'è tanta fiducia. Anche fisicamente nel secondo tempo siamo stati bene. Non ho fatto cambi perché loro hanno fatto quello che volevano. Poi ci sono quei dettagli, come un palo interno o un difensore che tiene in gioco MC Tominay. Ma dobbiamo continuare con questa unità. Avrebbero dovuto essere 10 vittorie in 10 partite. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Cercheremo di migliorare, tenendo conto che abbiamo avversari come Arsenal e Napoli che possono metterti in difficoltà. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che dovremmo vincere la partita? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale, grazie.